Centro Natatorio Comunale di Treviso, fondato nel 72 e ristrutturato nel 2003, schiera una squadra agonistica, la Nuoto Hydros, che vanta già 13 anni di esperienza e che oggi opera in sinergia anche con altri impianti. Noi siamo partiti nel 97 riprendendo l'attività agonistica delle realtà che esistevano qui a Treviso, quando la scuola nuoto non era unica come natatorium Treviso. Da allora la squadra agonistica ha avuto un grandissimo impulso e è cresciuta giorno dopo giorno. In questi anni abbiamo ottenuto numerosi titoli italiani giovanili, un titolo italiano assoluto, titoli internazionali, europei e mondiali nel nuoto pinnato e atleti nella nazionale giovanile di nuoto. L'aspirazione è quella di far sì, nella compagine che abbiamo creato insieme a Oderzo, Portogruaro e Castelfranco, di avere una realtà di vertice nel panorama della nostra regione. I più giovani al natatorium di Treviso vengono inseriti nella squadra agonistica e da subito iniziano a sentirsi parte di un gruppo sportivo importante. Iniziano chiaramente con la scuola nuoto e il passaggio successivo è quello della propaganda, e dove l'attività è basata sia su una scuola nuoto più avanzata e basata su tanti giochi per il divertimento. Man mano che si va avanti con l'attività si passano all'attività degli esordienti. Gli esordienti B e poi gli esordienti A. Siamo una quarantina di atleti a livello di categoria, mentre la propaganda abbiamo una trentina di bambini. Come esordienti B abbiamo una ventina di bambini, come esordienti A, che appunto sono un pochino più grandi, abbiamo un altro 25 ragazzi. La squadra agonistica Hydros Natatorium è attualmente in Serie B, quindi ha ottenuto questo grossissimo risultato sportivo che punta a riuscire a riconfermare anche nella stagione agonistica 2011. Fra i vari atleti ecco Barbara Pozzobon, che lo scorso anno ha ricevuto una convocazione molto importante. Io sono categoria cadetti, secondo anno, e la mia specialità è lo stile libero e soprattutto nelle gare di fondo, cioè nelle gare più lunghe. I miei risultati principali sono stati ai campionati nazionali e l'anno scorso anche una convocazione al collegiale nazionale. Sono 6 allenamenti, cioè ogni giorno a parte domenica, e dall'1:30 alle 4:15 più o meno, e più o meno 5-6 km di media, sì. I ragazzi devo dire che si impegnano molto, l'impegno è quotidiano e poi nei primi periodi, magari sabato, cerchiamo di lasciarli liberi perché non abbiamo grandi impegni di gare, però già a fine ottobre, novembre abbiamo ogni domenica comunque impegnata per le gare. Io parlo comunque degli atleti più grandi, perché gli atleti più giovani hanno magari la gara al mese e vengono 5-6 volte a settimana, ma per iniziare ad esempio con la propaganda, con i gruppi di propaganda che affrontano 2-3 allenamenti a settimana, dove sono più improntati nel gioco e nei percorsi, comunque tutti mirati ad avere comunque una progressione didattica e una tecnica.